Pronti? 1, 2, 3. Buono il segnale con Eliana Jet sollecita che va in breve a condurre. Guida dunque Eliana Jet su Eco Gual che rientra in Chanterbigi, mentre più indietro c'è Hercules Bar che si sistema quarto dopo i primi 150 metri di gara, mentre ha preso vantaggio Eliana Jet che completa i primi 200 in 15,8 con partenza da fermo, quindi subito sollecita l'andatura imposta dalla leader Filippo Gallo in sediolo. In seconda posizione rimane Eco Gual davanti a Chanterbigi, poi Hercules Bar, Esmeralda Trio invece in penultima posizione, seguita da Explorer Mundi. E intanto continua a guidare tranquillamente dopo 600 metri di gara, 48,5 per Eliana Jet. Ha spostato intanto all'esterno Hercules Bar che però subisce l'anticipo di Eco Gual e così ne approfitta in Chanterbigi per ritrovarsi secondo alla corda dopo 800 metri con un paio di varchi preziosi. Più che altro un varco prezioso perché era Eco Gual che lo precedeva. Ed ora è uscito allo scoperto. Chilometro iniziale tranquillo, 1,20 per Eliana Jet. All'esterno Eco Gual seguito da Hercules Bar alla corda in Chanterbigi. Gli altri a seguire condotti alla corda da Everygams che precede all'esterno Esmeralda Trio, in coda Explorer Mundi. Intanto un parziale ora in 14,8. Eco Gual cerca di portarsi su Eliana Jet, ma per il momento Eliana è fuori portata. Chanterbigi a contatto, poi Hercules Bar. Meno di 600 alla conclusione, Eliana Jet ha cambiato marcia, un altro 14,7, ma Eco Gual ora si ingamba al suo esterno, raggiunge il sediolo della leader. Prova a seguirlo Hercules Bar, a contatto in Chanterbigi, 400 alla conclusione, un parziale ancora sveltissimo in 13,8. E Eliana Jet continua a condurre tranquillamente. Eco Gual al suo esterno, deve venire in terza ruota Hercules Bar. Eliana però accelera ancora lungo la corda in Chanterbigi, ingresso addirittura d'arrivo con Eliana Jet nettamente in testa, 2 lunghezze di margine abbondanti sui rivali. Eliana Jet nel finale viene a concludere netta vincitrice nei confronti di Hercules Bar, mentre per il terzo finiscono vicini Chanterbigi ed Esmeralda Trio, uno 16,4 ma un doppio 28,5 a chiudere, che significa 57 per l'ultimo giro. Davvero imbattibile oggi Eliana Jet, Filippo Gallo in sediolo per conto di Saverio Gallo e del team Gallo, che così festeggia la vittoria di Eliana Jet in percorso di testa, subito sveltissima con i nastri. Eliana Jet conferma l'ottima condizione, chiude in 57 secchi e non lascia scampo agli avversari.